Marta, 8 riflessioni sulla scrittura. Quinta puntata. La valigia rossa. Ok, prima di fare questa introduzione ti devo avvisare che ho già ascoltato tutta la puntata e quindi questo è un giudizio che ho nei confronti della puntata. È totalmente fuori da ogni tipo di binario che avevamo creato all'inizio. Cioè mi sembra totalmente sconclusionata, totalmente fuori tema, proprio un disastro. Però sai cosa ti dico? Io da 10 giorni che non esco di casa. Da 10 giorni, perché c'è il lockdown, perché c'è la zona rossa, perché c'è tutte queste cose. Probabilmente è passato tanto tempo, tu non sai che cosa vuol dire. Sono 10 giorni che io non mi muovo da qui, da questa scrivania, di questa soffitto, sottotetto, non so nemmeno come chiamarla, scatola. Quindi potrò fare anche questa divagazione. Me lo concedi? Qualche anno fa, noi di Matearium abbiamo casualmente scoperto la storia di Marta, mistica ribelle del Seicento. In questo podcast ti raccontiamo come la sua vicenda storica si è trasformata in una riflessione sulla scrittura e sulla drammaturgia, ricca di infiniti spunti. In questa puntata parlo dell'antagonista, ovvero di chi si oppone, di chi si frappone tra il protagonista e il suo obiettivo. In apertura voglio condividere con te una riflessione nell'ambito della scrittura. Spesso, quando si scrive, gli antagonisti sono due, la vanità e l'insicurezza. Vanità e insicurezza sono come due veleni potentissimi che distorgono la tua percezione. Rileggi le parole che hai scritto e non riesci ad essere oggettivo. Da una parte ti senti un genio di aver scritto la cosa più bella del mondo, di aver rivoluzionato la storia della letteratura. Dall'altra parte senti che tutto quello che hai scritto è pura spazzatura e che sei condannato all'oblio o peggio ancora, al pubblico ludibrio. Vero che è così? Io lo chiamo il bipolarismo perfetto della scrittura. Come ogni veleno, anche la vanità e l'insicurezza hanno i loro antidoti. Ma prima di svelarteli, vorrei portarti a fare un viaggio. Non so perché mi è venuta in mente questa immagine, ma è un po' come preparare una valigia. Anche se la tua destinazione è una spiaggia soleggiata, non puoi metterci dentro solo canottiere e costumi da bagno. Devi lasciare posto per un impermeabile, un maglione di lana, una camicia elegante, giusto? Allo stesso modo devi procedere nella costruzione dell'antagonista. Ora, forse la metafora che ti ho proposto è controproducente perché in questo momento ti stai immaginando un antagonista in canottiera e infradito. Non volevo arrivare a tanto, ma forse non è del tutto sbagliato. Quello che ti sto chiedendo è di stemperare, di lasciare posto alle contraddizioni, allo stupore. Ritorno alla valigia. Immagina di aver pianificato con il tuo partner una settimana in una località balneare sperduta. Nessuna distrazione, nessun evento mondano, 7 giorni, solo tu e la persona che ami, in una spiaggia incontaminata. Riesci a immaginarlo? L'orizzonte? La brezza, il silenzio. C'è una cosa che devi assolutamente sapere. In questa storia, tu e la tua partner siete in possesso di 2 valigie uguali, Samsonite, rosse, con la zip. Questo è un dettaglio fondamentale, perché in autostrada, durante la sosta all'autogrill per un panino rigorosamente vegetariano, ritorni all'auto per controllare se hai preso la crema solare. Esci dal bar dell'autogrill, attraversi il parcheggio, senti il frastuono delle auto che sfrecciano in lontananza. Tra poco quel rumore sarà un vago ricordo. Premi il pulsante del portachiavi e il portellone del bagagliaio magicamente si apre. Osservi le 2 valigie, gemelle, volutamente uguali. C'è una precisa drammaturgia in quei 2 bagagli, rossi
come la passione, della dimensione ideale per una fuga di coppia, identici per suggellare la vostra complicità. Apri con delicatezza e un pizzico di sensualità la zip di quella che credi la tua valigia e davanti ai tuoi occhi appare l'arma del delitto. Un laptop, un computer portatile delicatamente appoggiato su un letto di pareo multicolore. È evidente, la tua dolce metà ha portato con sé il lavoro. In spiaggia sarete tu, lei e Lenovo, il suo portatile, anzi, il suo laptop. Il mondo crolla attorno a te. Ma questo podcast non dovrebbe parlare dell'Inquisizione? Chiedo per un amico, non... Hai ragione, dovrebbe. E lo fa in questo modo. È evidente che l'antagonista della nostra eroina, Marta, è principalmente il suo inquisitore, Fra Giulio Missini da Orvieto. Ma mentre Marta rappresenta la spiritualità, la libertà, Fra Giulio Missini, integerrimo inquisitore venuto da Orvieto, è il suo esatto opposto. Burocrate, pignolo, inflessibile, severo, ostinato, misogeno, austero, sessualmente represso. Continuo? Sai cosa stiamo facendo, vero? Stiamo preparando una valigia e dentro la valigia ci stiamo mettendo solo asciugamani e pareo, pareo e asciugamani. Quella valigia non racconta una storia, non ancora perlomeno. È come se ripetessimo all'infinito: Missini è cattivo, 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 ma quel che ne esce è: l'antagonista è noioso, banale, c'è bisogno di contrasto, di una contraddizione, del paradosso, come in quella valigia rossa. Qual era il paradosso presente in Missini? Capace di renderlo un antagonista tridimensionale, capace di essere un personaggio che porta con sé il gene di una storia. C'è voluto tempo per capirlo, ma ad un certo punto è stato evidente ed agghiacciante. Missini amava parlare con Marta, amava confrontarsi con qualcuno alla sua altezza, sentiva che erano fatti l'uno per l'altra. Antagonista e protagonista adoravano passare del tempo assieme, a discutere di teologia, a cercare di far capire all'altro che parlava a nome di Dio e non del diavolo. Dov'è il dramma? Forse nel fatto che Missini, per tenere Marta vicino a sé, la trattiene per più di 3 anni, sepolta viva, malata e triste, nelle prigioni del castello di Udine. Marta è il suo giocattolo, lo fa sentire intelligente, compreso, lo distrae dalla burocrazia e dalla routine, l'ammira così tanto da sequestrarla, da prolungare all'infinito il suo processo, tant'è che quando da Roma intimano a Missini di non perdere altro tempo con quella donnicciola che si crede la quarta persona della Trinità in quanto è semplicemente una matta, Missini fa finta di niente, disubbidisce, tira dritto e continua a giocare con lei, come un gatto gioca col topolino, fino ad ucciderlo, prima di mangiarlo. Lo vedi? Adesso c'è contrasto, c'è paradosso, adesso l'antagonista funziona. Adesso c'è una storia dentro la valigia rossa. Ho scritto questa puntata prendendo ispirazione da una telefonata con Dario Visintin, storico triestino che ha pubblicato nel 2008 uno studio accurato sulla figura dell'inquisitore Fra Giulio Missini da Orvieto, intitolato L'efficienza della normalità. La lettura di quel saggio e il confronto con Dario sono stati indispensabili per ricostruire la figura dell'antagonista di Marta. Missini io l'ho sempre considerato un uomo di apparato in qualche modo, che cerca di mettere in pratica le direttive romane
Oggi potremmo anche definirlo un burocrate, cioè nel senso che segue le regole, fa quello che gli chiedono, eccetera. Probabilmente, nel caso di Marta, è interessato a una donna che ha le idee chiare, che ha delle idee e capace di esprimerle in maniera, come dire, molto precisa. E quest'idea mi viene anche perché c'è un altro, non è un processo, è una conversione che viene fatta nella fortezza di Palmanova, e lui incontra un mercenario assoldato da Venezia, tale Edward Jackson, e questo Jackson è uno che era stato prima pastore in Inghilterra, poi era emigrato negli Stati Uniti e poi era tornato indietro dagli Stati Uniti e aveva fatto tutto un percorso attraverso le Fiandre, attraverso la Germania, e lui viene affascinato di nuovo da quest'uomo, al di là delle conoscenze proprio teologiche e dottrinali che quest'uomo aveva, notativo del fatto che parlano in latino fra loro. Si percepisce che lui ha piacere parlare con quest'uomo che non fa parte del popolino, che è sufficiente andare a controllare o a cui dire non devi fare questo, non devi fare quello. Quindi sì, si trova davanti a delle persone più preparate e lui ha una sorta di piacere nel dialogare con queste persone. Secondo me si percepisce questa volontà che ha Nisini forse di andare oltre ai suoi compiti quando davanti si trova delle persone con cui vale la pena di parlare. Ormai è un'abitudine e già lo sai che prima di salutarti ti vorrei proporre una breve riflessione su cosa hai imparato oggi da questa esperienza creativa fatta di sante mancate, di scritture e di tracce sonore. Ok, so che vuoi sapere l'antidoto per quei due veleni di cui ti parlavo all'inizio, l'insicurezza e la vanità. E di antidoti ce ne sono diversi, dal fare pratica, ovviamente, dal confrontarsi con gli altri. Per me un antidoto importantissimo è la condivisione, il fatto di lavorare in gruppo, di avere qualcuno che legge le tue bozze, ti dà dei feedback concreti, ti dà degli appigli precisi sui quali costruire la tua opera, la tua idea. Non so, è qualcosa che quando dico qui intendo a Matearium, abbiamo applicato a sistema. Siamo sempre minimo in 2-3 persone che collaborano e che portano avanti un discorso assieme. Per questo spesso ci firmiamo con il nome del nostro laboratorio, perché proprio è un gioco di squadra. Ti aspetto alla prossima puntata, dedicata alla prima fase del processo dell'Inquisizione contro Marta Fiascaris. Marta è un podcast a cura di Matearium e Servi di Scena, testi e voci di Alessandro Di Paoli e Stefania Ursella, commenti musicali estratti da Marta, concerto per voce Straordinarius, composizioni di Matteo Sarcinelli interpretate da Laura Giavon e Davide Ceccato, progetto realizzato con il contributo della Regione Friuli Venezia Giulia e dell'Associazione Saltarello.